Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Posticipo serale in una Vicenza vestita da derby. Vicenza-Padova recita così il copione della 32esima giornata del campionato Serie B-Win. Padova alla ricerca del play-off perduto. Vicenza, che al quart'ultimo posto, deve invece rialzarsi dopo il momento disastroso. Biancorossi che non vincono da ben 12 partite. Scelte clamorose sullo scacchiere per il Padova, clamoroso Daniele Caccia in tribuna. Per il Vicenza scelto Elvis Abruscato come unica punta. Minuto di raccoglimento in memoria del sergente Michele Silvestri. Una curiosità: il Padova non vince al Menti dal 1958. Al sesto minuto ci prova subito la squadra di casa. Abruscato al suo terzo derby, telefonata alla sua conclusione. Il primo tiro anche per il Padova all'11esimo è firmato da Succi, il destro che mette sul fondo, ma è solamente l'antipasto, perché al 14esimo si fa rivedere lo stesso giocatore. Il suo tiro di controbalzo che batte Frison. Attonito l'estremo difensore del Vicenza, che non crede ai suoi occhi. Primo gol, Succi che torna dopo l'infortunio di Novara a distanza di un anno. Festa dei tifosi del Padova, accorsi alla Menti. Qualche segnale di risveglio dopo il gol subito. Ci prova il Vicenza, prima al 24esimo con Botta, anticipa Abruscato, palla che si perde però sul fondo. Ancora Vicenza con Gavazzi, il suo tiro cross da chiarire le intenzioni del giocatore. Involato sulla destra, prova il tiro ma la palla si perde sul fondo. Ancora Vicenza, il quarto tiro del match per i biancorossi. Al 37esimo Maiorino, destro potente, rasoterra, si perde sul fondo. Al 39esimo l'ultima azione dei padroni di casa è firmata da Martinelli. Non è un granché la sua conclusione di testa. È senza dubbio un altro Vicenza quello che deve scendere in campo al 55esimo minuto. La prima occasione della ripresa, il cross di Maiorino. Non arriva nessuno sull'invito. Aumenta però il ritmo del Vicenza, più veloce subito in avvio di secondo tempo. Alla metà esatta del secondo, Dramé prova di mezzo esterno. Il senegalese non trova affatto la giusta coordinazione. Fuori misura, di troppo il tiro del giocatore del Padova. Rimonta che sembra complicata, buona volontà ma non punge il Vicenza. Sente che meriterebbe qualcosa senza dubbio. Gavazzi al 73esimo prova il destro, si oppone Perin. Strepitosa partita di questo ragazzo. Rivediamo il tiro potente e preciso nello specchio della porta. Ci mette i pugni l'estremo difensore del Padova, un po' preoccupato dal canto. Al 77esimo ancora Dramé, si prova a rifare in due tempi l'estremo Frison. Ancora Padova che prova a pungere, a chiudere la partita. Il suo destro, lo rivediamo. Abbastanza complicato il tiro come coefficiente. All'84esimo ancora Vicenza, Abruscato prova il suo tentativo, il cross di Paolucci. Alla fine però recupera Perin, ma c'è poco tempo ancora per gli uomini di Beghetto che si avvicinano alla 13esima sconfitta. Saltano gli schemi, sarebbe troppo il 2-0, ma Dramé ha troppo ego e si incespica. Il Padova vince 1-0, decide Succi, storica vittoria per il Padova dopo 55 anni, che ora si rilancia prepotentemente per i play-off, condannando così il Vicenza ad un finale soffertissimo.